Il giorno X sarebbe scattato oggi, quello della chiusura. Sarebbe sì, perché proprio in extremis il punto nascite di Licata è stato salvato. La tanto attesa proroga proveniente dal governo nazionale è arrivata nella tarda serata di ieri. A darne l'annuncio questa mattina in diretta nel corso della nostra rassegna stampa è stato il vicepresidente della Commissione Sanità all'ARS, Vincenzo Fontana. È stato possibile prorogare il centro nascita di Licata perché il numero dei parti l'anno si avvicina molto alla soglia minima. È stato messo tra l'altro attivato un piano di emergenza per cui è possibile prorogare, quindi per noi questa è veramente una grande battaglia che abbiamo condotto e che abbiamo vinto assieme ai nostri riferimenti nazionali, con il ministro Lorenzin e con il ministro Alfano, che ha seguito passo passo tutto questo iter, e siamo arrivati finalmente al traguardo, per cui Licata e i licatesi potranno stare tranquilli almeno per il prossimo anno, perché il centro nascita non si chiude, resterà aperto, e questa è una grande conquista per i licatesi ma anche per tutti noi e per tutta la provincia. Ora speriamo che in questo anno si possano incrementare le nascite e quindi i parti effettuati all'interno dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo, perché questo sarà garanzia per il futuro. Anche perché Licata abbraccia una vasta area. Esatto, ha un circondario abbastanza ampio, un territorio perché comprende Palma di Montechiaro, Botera, ma anche Campobello e perché no, parte di Ramanusa, per cui sono un comprensorio di circa 200.000 abitanti, quindi di 180.000, e quindi significa poter dare la possibilità ai cittadini di quell'area di poter avere come punto di riferimento sempre l'ospedale San Giacomo d'Alto Passo, che peraltro negli anni si è sempre distinto, perché ha avuto anche tradizioni antiche di una ostetricia e ginecologia che ha sempre funzionato e ha funzionato molto bene.